voy a hacer si todo está en mí para renacer? Tengo que cambiar este caminar. ¿Qué será de mí? Quiero ya estar bien. Siento colores fluir, encienden la llama. Benissimo, anzi direi. Un caro saluto a tutti da Andrea Sperandio, siamo sul gruppo Facebook di Mestre Mia, all'interno della rubrica curata da Walter Esposito, che ho qui e gli sto toccando la spalla, Passione, Sport, Educazione. Quindi questa è una rubrica dedicata allo sport, e che sport, adesso vedrete, abbiamo già qui la nostra ospite, adesso vi diremo anche chi è. Io sono qui in prestito solamente per ricordare che domani è il 25 novembre ed è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Domani noi saremo all'Auditorium Cesare De Michelis, distretto M9, quindi all'interno del museo c'è l'auditorium. Saremo lì praticamente per fare questa maratona, l'abbiamo chiamata così, è la terza edizione quindi della maratona dedicata alle donne, è un evento di sensibilizzazione, è un evento che sarà un susseguirsi di interventi da parte naturalmente delle istituzioni. Ricordo che questo evento, questa terza edizione dell'evento è patrocinata dal Comune di Venezia, che ringrazio, dalla Regione Veneto, che ringrazio, dalla USL 3 Serenissima, dal Cantiere delle Donne e da qualcun altro, cioè dalla Camera di Commercio esattamente di Venezia e Riva. All'interno di questa maratona ci saranno tanti interventi. Abbiamo quest'anno deciso di puntare molto sui giovani ragazzi, tant'è vero che domani mattina avremo 3 scolaresche, addirittura una della Caio Giulio Cesare e 2 del liceo statale Stefanini. E poi ci saranno tante associazioni sportive, associazioni culturali di ogni genere, ci saranno tutte le forze dell'ordine. Ringraziamo appunto la Polizia di Stato, i Carabinieri, Polizia di Stato, che poi fra l'altro adesso vedrete che l'ospite nostro fa parte della Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e la Polizia locale. All'interno ci saranno anche dei momenti diversi da quelli che sono state le 2 precedenti edizioni. Ci saranno delle associazioni musicali, ci sarà la Semicrome in questo caso, ci saranno comunque delle università, quindi l'Università di Ca' Foscari, ci sarà lo UAB di Venezia, insomma scrittori, poeti, tante persone che hanno voglia di dedicare per un attimo un pensiero alle donne, perché l'emergenza non pare non fermarsi, anzi procede imperterrita. Noi quindi vogliamo dedicarci domani a questa cosa, interamente tutta la giornata. Sicuramente vicino a me c'è Walter Esposito, giornalista, scrittore, poeta, sarà presente anche lui. È il momento anche di ringraziare Giulia Salin, la maestrina nuotatrice, il nostro futuro, la nostra bandiera di Mestre per quanto riguarda lo sport del nuoto, speriamo. Ci ha assicurato che anche Giulia domani, Giulia Salin, quindi sarà presente all'M9, lo dico perché se c'è qualche giovane all'ascolto magari così ha voglia anche di venire, quindi sarà una parola grande e forse malinterpretabile dire sarà una festa, ma sarà un momento in cui ci riuniremo tutti per fare un gioco di squadra. Un momento di riflessione. E un momento di fortissima riflessione anche alla luce delle ultime notizie. Voi sapete benissimo del femminicidio. Un'ultima cosa, sono molto orgoglioso di annunciare che ci sarà un artista di eccezione. Un paio di giorni fa c'è stato anche un servizio molto bello sulla Rai 3, questa si chiama Paola Volpato. E cosa ha fatto? Questa Paola Volpato fa ritratti, è una ritrattista, è un artista a tutto tondo, ha fatto i ritratti di oltre 700 donne uccise.
Ecco, attualmente è in corso una mostra al Forte Mezzocapo qui in via Castellana, e che altro dire? Che ci sarà all'interno della maratona anche un filmato dedicato proprio a questa mostra di Paola Volpato, che è molto forte e molto sentita. Io ringrazio intanto Walter, che fra un po' dialogherà con Giulia, che saluto, e vado dall'altra parte ad ascoltare. Grazie. Buonasera a tutti, siamo giunti alla terza puntata del periodo autunnale della trasmissione Passione Sport Educazione, come sempre organizzata dall'associazione Mestre Mia e ospitata in questa splendida location che è il negozio Abitare 3 di arredamento per la casa dei fratelli Trevisan. Dopo la bellissima, e lucida digressione di Andrea Sperandino su quella che sarà la giornata di domani, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro la donna, andiamo ad iniziare questa serata con Giulia Salin. Salin, dico bene? Sì, Salin. Innanzitutto buonasera a tutti e grazie per avermi invitato a questa trasmissione, è un piacere e un onore essere qua oggi. Ecco, Giulia Salin, lo diciamo subito, mestrina, però nata a Castelfranco, ma da sempre abita nella nostra piacevole città di Mestre, e a 20 anni è già una delle stelline del nuoto, non solo veneziano, ma del nuoto italiano. Ecco, facciamo questa prima domanda a Giulia. È stato il tuo primo sport, la tua prima passione, o da piccolina ti sei dedicata a qualcos'altro? No, allora è sempre stato il mio unico sport, nonché la mia principale passione. Quindi sì, l'ho portato avanti in tutti questi anni senza però appunto trascurare altri sport che magari facevo in separata sede con la scuola, con amici. Ecco, diciamo che in vasca, no? Si usa dire così, la tua prima gara, quanti anni avevi? Onestamente non ricordo, perché si inizia fin da giovani, fin da piccini. Ovviamente le competizioni variano, non si possono neanche quasi definire delle competizioni, in quanto sono quasi nuotate amichevoli in compagnia, più che vere e proprie gare. Le competizioni iniziano magari dai 14-15 anni in su, che si possono partire. Hai cominciato con il nuoto mestre o mestrina? Perché una volta era mestrina, è ancora mestrina nuoto o il nuoto mestre? Allora, la mestrina è la squadra di pallanuoto, mentre da noi erano nuotatori veneziani che poi si è trasformato in Nuoto Venezia. Ecco, il tuo primo allenatore chi è stato? Per quanto riguarda il primo allenatore di categoria, quindi che mi segue tuttora anno dopo anno, è Stefano Rossi, il quale ringrazio e saluto veramente tanto. E quindi lo ringraziamo anche noi, Stefano Rossi, per aver inventato questa bravissima nuotatrice. Allora, tu sei specialista di stile libero? Sì, mezzo fondo e fondo. Ecco, allora, hai provato anche rana, delfino o dorso o da subito stile libero? Allora, un tempo, quando ero un po' più piccolina, mi cimentavo anche nel delfino, nei 200 metri farfalla, delfino come si voglia chiamare, e nel quale appunto ho vinto anche alcuni titoli italiani di categoria, però dopo lo stile ha preso il sopravvento e ho continuato appunto in quella specialità. Ecco, io guardando un po' la tua scheda ho visto appunto, soprattutto perché tu c'è stata una rassegna dove eri iscritta anche 200, 400, 800 e 1500, poi alla fine hai optato e hai fatto mi pare gli 800 e i 1500 o i 4 e gli 8, adesso non ricordo bene. Varia un po' da anno a anno. Ecco, ma proprio dove ti senti più forte? È una domanda un po' particolare perché appunto, come ho appena detto, varia un po' dall'anno, dalla specializzazione in cui il mio allenatore ed io puntiamo, nel senso attualmente magari la gara con cui mi trovo meglio, che più mi rispecchia, sono gli 800 metri stile libero, che è un po' quella che mi ha dato la luce, però anche i 1500 metri diciamo che riempiono la persona che sono. Io se ricordo bene, mi sembra, correggimi se sbaglio, forse 2019, adesso non mi ricordo, tu hai fatto gli europei juniores, può essere? E hai ottenuto dei buoni risultati? In vari anni ho preso parte a 4 europei junior, sia del nuoto che del nuoto di fondo.
in totale per quanto riguarda il nuoto in vasca, perché faccio sia vasca che open water, quindi mare, lago, quindi appunto... Ecco, dopo ti farò una domanda su questo. Va bene. E tra i risultati principali 2 ori in vasca, e parecchi argenti e bronzi, e anche nelle acque libere sono riuscita a prendere alcune medaglie d'oro e d'argento. Ecco, queste dove le vinti? In che città le hai vinte queste medaglie? Allora, alcune a Kazan, altre a Marsiglia, Piombino, un po' in giro per il mondo. Ecco, Marsiglia ti è piaciuta come città? È una città di mare? Il problema di noi nuotatori, come della maggior parte degli sportivi, è che facendo le gare non riusciamo molto a visitare le città, quindi cerchiamo di prendere il più possibile di quel luogo, però senza appunto troppo sconcentrarci dal nostro obiettivo principale, ovvero gareggiare e competere al massimo livello e al massimo della forma. Ecco. Che tempi hai tu sui 8.500 i tuoi primati? Allora, il mio primato è 8 minuti e 26 secondi negli 800 stile libero, nei 400 è 4 minuti e 7 secondi, nei 1500 metri stile libero è di 16 minuti e 10 secondi. Ottimi tempi. Senti, nel settore assoluto, sempre se non mi sbaglio, perché se devo prepararmi ogni tanto tra i vari sport, hai ottenuto già 2 bronzi assoluti, se non sbaglio, no? Sì, anche un oro e un argento. Oro dove? Nei 400 metri stile libero. 400 sì. stile libero. Mi sono spuntati un po' così. Ecco, la quadarella? Sì. La quadarella è la numero 1, diciamo, di questa... Non solo in Italia, ma anche in Europa, e si è dimostrata tale anche a livello mondiale. Ecco, lei quanti anni ha più di te la quadarella? 4 anni di differenza. Ma secondo te lei è attualmente, dico, inarrivabile o pensi di poterla raggiungere? E battere anche? Oddio, quello sarebbe un sogno più che un obiettivo, perché bisogna essere realisti e puntare intanto più che a un avversario principale a se stessi, quindi è più un lavoro contro il tempo nel migliorare me stessa, e perché no? Negli anni, magari un mese di lavoro e tutto, si vedrà quanto posso appunto approcciarmi e avvicinarmi a Simone. Ecco, senti, tu quanti giorni e per quante ore ti alleni? Allora, gli allenamenti sono molti, ovvero tutti i giorni, più volte al giorno, quindi ci sono giorni in cui mi trovo a fare i doppi allenamenti al mattino e al pomeriggio, alcuni altri invece che mi trovo a fare allenamenti solamente al pomeriggio, ma includendo anche palestra. Tu stai continuando gli studi o...? Sì, frequento l'università però online, in quanto è uno dei pochi modi di poter continuare a studiare, cosa che appunto tengo veramente tanto a fare, ma anche continuare ad allenarmi e a mantenere risultati importanti. E che cosa fai? Scienze motorie. Scienze motorie. Senti, il tuo passaggio dal nuoto mestre alle fiamme oro, no? Facciamo vedere anche bene la maglia. Sì. Ecco, la nostra Giulia fa parte delle fiamme oro. È avvenuto d'emblée oppure c'è stato qualche test prima, qualcosa, o in base ai risultati che avevi la Polizia di Stato ha deciso di prenderti in forza? Allora, per entrare in un gruppo sportivo, in questo caso polizia, sostanzialmente bisogna accedere a un bando, che è un bando pubblico, quindi in realtà chiunque potrebbe parteciparvi, superare delle serie di prove sia fisiche, di idoneità fisica che psicologica, e al termine di queste visite si è idonei o meno, e le persone idonee, ovviamente in base alla graduatoria di punteggi che fanno dovuta ai risultati delle varie manifestazioni a cui hanno partecipato, alle gare, alle medaglie, ottengono un primato punteggio ed entra chi ha un punteggio più alto rispetto agli altri. E tu hai superato? Tu sì. Sei entrato. Quando sei entrata nel fiamme? 2 anni fa. 2 anni fa. Sì. E come ti trovi? Cioè, com'è l'ambiente? Allora, l'ambiente delle fiamme oro è fantastico, ovvero mi hanno aiutato e mi stanno aiutando molto a risolvere anche i problemi fisici che appunto in questi anni ho avuto, sia mi danno un supporto non solo economico, ma proprio sembra di essere all'interno di una grande famiglia. Infatti per questo devo solamente che ringraziarne e essere grata. Quindi tu sei un agente adesso, no? Sì. Come grado sei agente? Agente semplice. Agente semplice. Ecco, cosa adesso tra 1 anno e mezzo esatto, mi sembra, ci sono le Olimpiadi. È inutile dire che penso sia il tuo grande sogno. Sì. Come l'ha detto anche nella puntata precedente, se abbiamo avuto ospite Dmytro Tonishev, che è un pugile, e lui è il campione italiano dei supermassimi, e lui spera proprio nelle Olimpiadi. Tu pensi di farcela? Cioè, speri pensi di farcela? Questa è una domanda importante perché prendere parte a un'Olimpiade non è cosa da poco né una
cosa facile da fare, però ovviamente è il mio grandissimo sogno, come il sogno di quasi ogni atleta, di conseguenza anche perché ai 20 anni si cerca di trasformare il sogno in un obiettivo, quindi ci si lavora. Ecco, ma nel nuoto per esempio per essere messa in piedi devi vincere, per esempio, faccio un esempio, il titolo italiano, devi avere un minimo. Potresti non vincere il titolo, però avere il minimo per partecipare. Esattamente, si potrebbe sia fare il minimo che non vincere il titolo, perché appunto l'importante è il tempo che si effettua, esatto. Che in realtà paradossalmente vincere il titolo italiano ma non fare il minimo, quindi non andarci. E tu, sotto questi aspetti, in questo momento, pensi di avere più chance sugli 800, sui 400 o sui 1500? Allora, in questo momento è un po' molto lontana l'Olimpiade, in quanto così lontana. Esco da un infortunio, sto affrontandone un noi altro, tocchiamo ferro. Però appunto sperando, e la distanza con cui appunto spererei di andarci sono gli 800 metri stile libero o anche 1500, il 400 è un po' più lontano. Senti, secondo te, puoi dirlo chiaramente, non so, più forte la Quadarella o era più forte la Filippi? Oddio, stiamo parlando di due colossi del nuoto, dello sport italiano. Uno del passato, neanche troppo passato quasi presente sì. e una che adesso è al massimo dei livelli e sta rivoluzionando anche lei il nuoto nel suo, in quanto ha vinto medaglie sia a livello italiano che europeo e mondiale. Infatti è una persona che veramente stimo tanto. Quindi non si può dire chi delle due sia la migliore. Non ti vuoi sbilanciare? No, assolutamente no. Senti, la maglia azzurra, quando hai indossato la prima maglia azzurra, la prima convocazione con la nazionale? Quando è stata? Penso intorno ai 13-14 anni. Quindi sei già, tra virgolette, una veterana. Però ahimè solamente di categoria, sì. Ecco, i raduni azzurri, no? Fate dei raduni, sono pesanti, Per me sono fantastici, veramente, perché appunto anche lì si crea un gruppo, quindi si inizia a conoscersi, si instaurano belle amicizie che appunto si portano avanti negli anni. Come per esempio quella che tutti chiamano, perché addirittura i più giovani, la Baby Pilato, ecco, la Pilato com'è Sita? È stata la mia compagna in stanza molteplici occasioni. Raccontaci qualcosa, un aneddoto. È una tipa scherzosa? Sì, molto divertente, estroversa come ragazza, che tira sul morale un po' a tutti, cerca di dare sempre quella buona parola, mettere allegria, quindi anche lei. Beh, ma anche tu mi sembra sei abbastanza sorridente come persona, no? Senti, il momento della gara, no, io non parlo adesso chiaramente delle eliminatorie, quando sei in una finale, ecco, il momento... Tu cosa pensi nel momento prima di sentire lo sparo? Cosa ti passa nella mente? Allora, un bel po' di cose, sono tanti pensieri che si accavallano l'uno all'altro, anche se effettivamente nel momento proprio qualche secondo prima della partenza tutti questi pensieri scompaiono, perché deve esserci il posto solamente per una cosa, ovvero l'entrare in acqua e dare tutte le energie, tutti gli sforzi, tutta la volontà che si ha dentro per cercare di fare il miglior tempo possibile, di appunto arrivare al termine della gara senza più energia, perché una volta che si è toccato il muretto della fine della gara bisogna essere consapevoli di aver dato tutto ciò che si poteva dare, se non anche qualcosa di più. Qual è stata la tua vittoria più importante? Potrebbe anche non essere in vasca, dimmi, la mia vittoria più importante è stata un'altra cosa. La tua vittoria più importante? Allora, mi aggancio a quella della vasca, puoi parlare tranquillamente. Appunto forse è quella più facile da raccontare. In realtà non è un legato magari a una medaglia che ho vinto a un mondiale o un europeo, ma a un italiano, quindi paradossalmente meno importante a livello magari sia mediatico che di punteggio nei vari concorsi, ma per me, per i miei amici, per la mia squadra, per il mio stesso allenatore invece ha avuto un valore molto importante, un peso bello pesante. È stata agli 800 metri stile libero a Roma in categoria, quando ero seconda anno ragazzi nelle categorie del nuoto, che sostanzialmente sono riuscita a battere un record italiano, il record italiano di Monica Olmi, che era il record più longevo della storia del nuoto, che durava da ben 32 anni. E quindi è stato... Sì, era da anni che i miei allenatori che erano lì che puntavano, anzi era diventato quasi un peso, quindi
non averlo fatto sarebbe stato un evento, non dico traumatico, ma avrebbe avuto ripercussioni che tuttora non saprei come avrei reagito, insomma, anche perché quando si è più piccolini tutte le influenze positive e negative hanno un peso maggiore, almeno questo è quello che penso io. È che quando vinci una gara tu la dedichi a qualcuno? Molte volte sì. Una parte della dedica va a me stessa, perché appunto è anche importante valorizzare se stessi, certo, e riconoscerselo. Assolutamente. Senti, una domanda intima, se vuoi non rispondere. Okay. Tu hai un fidanzato o sei single? Ho un fidanzato e il quale appunto... Poi ti starà guardando adesso? Penso di sì. Il quale appunto mi segue e mi aiuta tanto. No. Fa sport? Faceva sport, faceva arti marziali miste e adesso è sempre nell'ambito lavorativo sportivo, non solo, in quanto osteopata. Tra le varie figure che ricopre, massoterapista, osteopata. Per te può essere anche importante. Sì, anche perché mi permette di confrontarmi e di appunto avere diversi punti di vista e spinte. Senti, anche se, ecco, la domanda può apparire scontata, però evitiamo Federica Pellegrini. Qual è la tua atleta, l'atleta alla quale ti sei ispirata? Può essere anche del passato, tipo, non so, Novella Caligari, o una straniera anche. Allora, c'era un ungherese che a me piaceva molto, adesso mi sfugge il nome. Esergesi, una cosa del genere. Sì. E la Caligari innanzitutto, perché non si può non far nuoto e non conoscerla. Sì, infatti ha maggior ragione, perché sono le gare che tuttora faccio, dalle quali ho iniziato. Straniera la Katie Ledecky, l'americana, in quanto diciamo sì, appartiene quasi a un altro mondo, fa record dei mondiali come se nulla fosse e non si può non stimarla in quanto potresti arrivarci anche tu, perché si vedrà, il tempo ce lo dirà. Quindi questi sono le tue, diciamo, i tuoi punti di riferimento. Ho capito. Senti, adesso una domanda un po' diversa, come ti anticipavo prima. Si è parlato tanto di, al di là della giornata che ci sarà domani, no? Ripeto, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, non mancate M9 dalle 10 alle 19 di mattina, sempre con Mestre Mia. Ecco, violenza alle donne, è successo questo episodio, questo putiferio, usando una parola un po' forse un po' grossolana, delle farfalle sulla ginnastica ritmica. Ecco, tu si parla di violenza psicologica, che però, attenzione, la violenza psicologica potrebbe essere quasi più pesante della violenza fisica. Secondo te, come può essere successa una cosa del genere e ti è mai capitato nel tuo ambiente di notare una cosa di questo tipo? Allora, fortunatamente personalmente non mi è mai successo. Forse un sport come il mio è un po' più difficile che accada, non dico che non accada, anzi, ma le ginnaste sono spesso appunto al centro di queste questioni in quanto devono mantenere un determinato peso, c'è più una mentalità rigida e la cosa non è assolutamente corretta, anche perché, come ha detto lei, a volte la violenza psicologica ha un peso addirittura maggiore, in quanto comunque influenza in un modo veramente profondo l'atleta o anche al di fuori dello sport la persona, ed è un argomento veramente delicato e sul quale appunto bisognerebbe prestare veramente molta attenzione. Che poi penso che tu, facendo parte adesso anche della Polizia di Stato, questo penso sia un argomento che magari ne hanno parlato, assolutamente, i docenti, sì. sicuramente. Sì. Ecco, siamo quasi in chiusura. Cosa vorresti dire tu invece? Cosa ti piacerebbe dire, al di là delle mie domande? C'è qualcosa che vuoi dire, che vuoi... Allora, mi piacerebbe dire che è molto importante fare sport, sia non solo a livello fisico, anzi a livello fisico diciamo che praticare sport a livello è anche molto impegnativo e non porta sempre a un benessere fisico, in quanto sport ad alto livello vuol dire sostanzialmente massacrarsi di allenamenti o comunque spingere il corpo al di là delle proprie capacità. Però io parlo a livello proprio di benessere che questo sport ti può portare ad arrivare, mentale, di soddisfazioni o comunque al gruppo che si può creare. Quindi è molto importante sia da piccoli ma anche non solo a giovane età, o parlo appunto di bambini, ragazzi, adulti, di praticarlo.
e non abbandonare lo sport a causa della scuola, perché si può fare benissimo entrambe. Io appunto attualmente sto sia studiando all'università che facendo nuoto, ma io come tantissime altre persone e amici che conosco, quindi sostanzialmente inseguire i propri sogni, che siano nello studio, nel lavoro, in ambito appunto sportivo, inseguite i vostri sogni e date il massimo. Ecco, senti, tu hai parlato del discorso fisico, Sì. la tua alimentazione qual è? È un'alimentazione, allora, anche qui Cioè è dettata c'è abbastanza anche da dal tuo dire, nel allenatore, senso- oppure ti sei regolare, diciamo. No, è più un insieme di persone che mi stanno dietro, quindi di figure professionali che mi seguono, appunto il mio osteopata, che appunto lì c'è poco da dire, fa miracoli, e il mio allenatore che mi segue per quanto riguarda l'ambito natatorio, preparatore atletico esterno, e in più anche il nutrizionista, molto importante. Quindi sì, la dieta è abbastanza rigida, con alcune uscite libere perché non si può essere troppo rigidi, sennò alla fine si finisce per spezzarsi, però sì, è presente. Ecco, senti, un'altra domanda. Sei più per il mare, sei più per il mare aperto o sei per la vasca? Cioè, ti trovi di più a nuotare proprio libero, tra le onde, tra virgolette, oppure in una vasca? Anche qui c'è un po' un conflitto interno, perché le gare mi piacciono molto di più quelle della vasca, in quanto dipende solamente da me. E mentre quelle in acque libere, quindi che sia mare o lago, dipende tanto anche dai fattori esterni, in quanto correnti, onde, vento, e lo stesso avversario, perché lì è anche quasi un incontro di pugilato a volte. Di conseguenza... Ti piace il pugilato? Da vedere sì, da partecipare in gara decisamente no, te l'assicuro. E sai che c'è anche il pugilato femminile da una ventina d'anni? Sto benissimo nella mia corsia, isolata da tutti. Ecco, vabbè, ultima domanda, visto che hai detto che non ti piace il pugilato, però hai l'aspetto di una persona molto calma, questo è almeno il mio parere guardandoti così negli occhi. Quando ti arrabbi, cioè nel senso che perdi una gara che magari dici adesso parto, vinco, e invece non vinci, quindi ti arrabbi sicuramente. Sì. Cosa fai? Cioè, vai allo spogliatoio, cominci a gridare, oppure ti metti a piangere, oppure ti prepari, poi esci, ti arrabbi magari con tuo papà, con tua mamma, col tuo fidanzato? Qual è la tua reazione dopo una sconfitta inaspettata? Perché perdere contro un grande avversario ci sta. Sconfitta inaspettata, sei arrabbiato alla fine. Sì, ma tendo sempre a mantenere un determinato comportamento non positivo, perché ad essere positivo è il mio allenatore, mi trasmette sempre un senso di tranquillità, di positività che appunto a me molte volte, magari dopo una gara non andata bene, manca. Di conseguenza quella è una cosa molto fondamentale, avere persone che ti trasmettono buone sensazioni, sempre positività e ti danno quella spinta in più. Io tenderei un po' a isolarmi e magari sì, e sfogarmi nuotando. Magari nel defaticamento, nel post gara, là immersa nei miei pensieri, immersa nell'acqua, a sbracciare per far passare un po' le sensazioni negative e la rabbia. Bene, grazie, abbiamo avuto una graditissima ospite, una bella ragazza, sicuramente una delle più grandi campionesse del nuoto azzurro, non solo veneziano. Siamo in chiusura di questa puntata e voglio dire anch'io quello che ha già detto Andrea, ma lo ribadiamo: domani 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Museo M9 dalle 10 alle 19, una non stop con tantissimi ospiti. Una seconda cosa, se posso dirla, questa mi riguarda personalmente, alle ore 18 io vi invito nella libreria Ubik di Mestre per la presentazione del mio nuovo romanzo intitolato Il capolinea. Grazie a tutti e appuntamento alla quarta puntata.